Di Moriago della Battaglia, Giuseppe Tonello, il percorso per arrivare a questa piazza è stato lungo. Beh, è stato un percorso lunghissimo, siamo partiti nel 2011, arriviamo nel 2015, è un percorso inevitabilmente lungo per le problematiche legate a questa piazza. Non parlo di problematiche progettuali, ma essenzialmente di problematiche legate all'accordo pubblico-privato che doveva portare alla realizzazione della piazza da parte di due ditte locali. Ciò non è avvenuto, quindi abbiamo dovuto riprendere in mano il progetto e ci arriviamo oggi utilizzando fondi regionali e utilizzando nostre risorse, quindi a distanza di 4 anni, ma il risultato è comunque soddisfacente lo stesso. Quali sono le aspettative per i cittadini di Mosnigo per questa piazza? Beh, noi abbiamo voluto realizzare una piazza che sia principalmente un luogo di aggregazione per la cittadinanza, quindi diventi un punto di incontro, diventi un punto in cui il comune e le associazioni locali realizzano manifestazioni e diventi quindi il cuore di questa comunità. I cittadini le sembrano contenti? Ma la maggior parte senz'altro sì, io ho riscontri positivi. Ecco, un'altra cosa che ci tengo a dire è che speriamo che la piazza diventi anche punto di aggregazione non solo per i cittadini, ma cittadini che possano venire alle attività commerciali che speriamo nascano nel frattempo. Oggi riscontriamo che l'apertura di un nuovo bar, questo mi rende molto felice perché forse lo scopo lo stiamo raggiungendo, quindi la piazza spero diventi anche motivo per l'insediamento di nuove attività commerciali. Ringraziamo il sindaco e buona giornata. Grazie, io volevo approfittare di voi per fare gli auguri a tutta la cittadinanza, auguri di buon Natale e buon 2016. Grazie. Grazie altrettanto. E l'anima del paese. Allora, se il cuore e l'anima del paese, merita veramente una bella benedizione che adesso noi facciamo insieme. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre sia con tutti voi. E invochiamo l'aiuto del Signore con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Preghiamo. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti passeranno e sosterranno in questa rinnovata piazza. Il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia giungono sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su questa piazza
e su voi tutti qui presenti e i tecnici che hanno progettato e gli operai che hanno lavorato meritano veramente una benedizione speciale del Signore, perché tutto questo lavoro nuovo giunga al fine tanto sperato e tanto desiderato. Sindaco piccolo. Thank you.